Buongiorno, siamo qui ad Aiello del Friuli alla partenza della 39esima marcia del Dindiat, quindi ormai una manifestazione tradizionale nel mondo podistico friulano, la quale a sua volta si svolge all'interno di qualcosa di ancora più tradizionale, che è la Fiera di San Carlo, che quest'anno compie 200 anni. 200 ormai sono le edizioni di questo altro importante appuntamento del primo autunno della Bassa Friulana. Una ricorrenza che gli organizzatori hanno voluto festeggiare nel modo migliore, anzi anche il tempo, ci hanno pensato anche al tempo, che ci dà una bellissima mano dopo, a dir la verità, alcuni anni in cui la pioggia, Giove Pluvio, ha funestato la manifestazione. Quest'anno per fortuna è una bellissima giornata. 200 anni fa dunque l'imperatore Francesco I nel 1816 concesse al comune di Aiello di tenere una fiera annuale, appunto il giorno 4 novembre. Adesso la data è spostata per evidenti motivi verso la domenica seguente, però 4 novembre era la data tradizionale. A dir la verità gli aiellesi avrebbero voluto la data del 4 ottobre, ma Palmanova, che in quel periodo ha le sue fiere, si è opposta e per cui è stata cambiata nel 4 novembre, che da quel momento quindi è diventata la data più importante della vita di Aiello per quanto riguarda appunto il commercio, le bancarelle e tutte le attività con esse connesse, tra cui appunto il Dindiat, che è un po' il simbolo della fiera e che è anche il cibo fondamentale, suo malgrado appunto il tacchino è il re di questa manifestazione. La marcia del Dindiat parte da questo cortile che si chiama Cortile delle Meridiane, un vecchio cortile agricolo di un'azienda dei Conti de Fin, un tempo e oggi del Conte Formentini, di cui uno degli edifici è tutto decorato con una serie di meridiane, da qui il nome, meridiane di ogni tipo, che sono diventate da parecchi anni un po' la caratteristica di Aiello. Aiello è il paese delle meridiane, gran parte delle case ne possiede una sulle sue mura e qui invece troviamo alcuni bellissimi esempi di ogni tipo possibile di meridiana che in questo giorno proprio illuminate del sole compiono in pieno quello che è la loro attività di misurare appunto le ore.
Siamo in uno degli angoli più caratteristici di Aiello, la piazzetta dell'ex convento domenicano, che come vedete alle mie spalle aveva il suo corpo principale segnalato da tutti questi archi, un corpo che si è mantenuto bene perché è stato trasformato in casa di abitazione. Qui è vicino alla grande mole della chiesa, la chiesa del Rosario, detta anche di San Domenico, la quale invece attualmente non è proprio in buone condizioni. Entrambi però rappresentano uno degli elementi principali della storia aiellese. Il convento è stato soppresso nell'anno 1810. Siamo sullo Slargo Alberato, sul quale a sua volta si affacciano le principali ville di Aiello. 4 ville di antica tradizione nobiliare, quella dei Defin-Teufenbach, quella degli Strassoldo, degli Attems e dei Michieli. Purtroppo 2 di queste non sono in buone condizioni, ma 2 altre invece sono mantenute splendidamente dalle attuali proprietà Zamparini e Tonutti. Specialmente importante è la villa ex Strassoldo con le sue eleganti linee venete, nata nel Settecento. Un altro degli elementi importanti di Aiello è costituito da quell'edificio che comunemente viene chiamato il castello per la sua mole e la presenza di alcune torrette. Probabilmente in origine c'era un apprestamento militare, ma certamente è stata una casa di abitazione nobiliare anche questa, prima della famiglia dei conti Rabatta di Gorizia, poi degli Urbanis, poi di altri proprietari. All'interno ci sono molti interessanti affreschi che ricordano la vita di un tempo. Siamo ormai alla conclusione di questa 39esima marcia del Dindiat, a cui hanno partecipato 1200 marciatori, quindi un buon numero, e che indubbiamente hanno potuto godere del movimento e anche di questa bellissima giornata e di tutta la pianura friulana. Indubbiamente una manifestazione riuscita. Buongiorno, sono Simone Finotti, presidente dei marciatori di Palmanova. Sono qua a presentare la marcia, la quinta corro anch'io, percorsi di 6 e 12 km a Palmanova in concomitanza con la nostra maratonina, uno spettacolo di sport dove porterà a Palmanova circa 5.000 persone tra competitivi e non competitivi, un'occasione che secondo me non si può mancare. Percorsi, ripeto, 6 e 12 km interamente sulle nostre cinte bastionate, rimesse a lucido per la manifestazione. Vi aspettiamo tutti numerosi, non potete mancare, a Palmanova tutti domenica.